una gita con la parrocchia a Lourdes. Minchia che ridere. Il mio prete prima di partire mi ha detto: Tarcisio! Ho detto: dica Don Dante. Don Dante si chiama. Don Dante. Don Dante. Ho detto: dica Don Dante, mi raccomando per questa gita, portati santi, santini, immaginette, immagini sacre e mettiti nella borsa anche il rosario. Il rosario. Bastardi. Il rosario all'inizio non ci voleva venire perché diceva che la borsa stava scomodo. Poi alla fine l'ho convinto, l'ho piegato bene, è venuto anche lui. Il rosario, ragazzi, capita nel mio palazzo. Intanto noi siamo in compagnia di Max Pisu. Ciao Max, come va? Ciao, un po' che non ci vediamo, benissimo. Un po' sì, perché l'ultima volta ci siamo visti ad Alghero. Ad Alghero, oggi sono venuto qui, sono in trasferta. Allora, siamo a Teodolce, dobbiamo ricordarlo, siamo a Sassari, oggi c'è Max Pisu con il suo cabaret, ma insomma, com'è cambiata la tua vita dopo Zelig? Non mi ricordo più, sono passati più di 12 anni dal primo Zelig, quindi no, da lì è cambiata, sì, è diventato il mio lavoro, quindi... Ah, perché prima facevi altro? Anche, che sì. facevi prima? Io facevo il magazziniere, ho fatto il rappresentante, insomma, ho fatto un po' di lavori, però il cabaret lo faccio dal 91, quindi sono 20 anni. Sì, ma com'è nata questa voglia, cioè un giorno hai deciso così di alzarti e fare il cabaret? No, ho iniziato in oratorio come in parrocchia, come tanti comici. Perché comunque la parrocchia ti offre il palco dove poter provare delle cose, mi sono accorto che mi piaceva far divertire il pubblico e la gente, quindi ho fatto delle scuole di recitazione e da lì sono partito. Insomma, quindi avevi qualcosa dentro, qualcosa di innato, qualcosa di... Sì, perché poi la comicità tu sai che uno deve averla per forza dentro, cioè non può impararla, ecco. Vabbè, certo. Insomma, nel 91 hai deciso di intraprendere questo mestiere, il mestiere del cabaret. Sei partito da Milano praticamente. Sì, che era la capitale del cabaret, in quei tempi poi si lavorava veramente 6 giorni su 7 però non hai conosciuto il mitico derby di Milano tu? Io sono arrivato quando il derby aveva già chiuso da un paio d'anni. Ma quando al derby c'andava Ernestol, tutti questi personaggi? No, perché io ci ho lavorato. Ah, ci hai lavorato? Cioè ai tempi a Batantuono, Teo. Teo Teocoli, assolutamente, perché lui poi lavorava anche alle Scimmie, che era un altro locale che andava forte a Milano. Sì. Insomma, nel 91 non c'era il derby, però c'era comunque la possibilità di andare lì da qualche parte e fare qualcosa, perché comunque tutti facevano il cabaret, cioè, a parte i locali dove sono nato io è la Corte dei Miracoli, che ancora adesso è aperto, però tutti i ristoranti, pub, discoteche, i night, tutti facevano cabaret, quindi anche noi siamo riusciti a farci un bel repertorio. Prima di arrivare in TV siamo arrivati poi con un bel bagaglio alle spalle, insomma. Stai parlando in plurale però, Sì, perché noi di quella generazione lì siamo arrivati a Zelig, al primo Zelig che era Facciamo Cabaret, con alle spalle un bagaglio di 10 anni di repertorio, quindi è stata la nostra fortuna. Insomma, adesso è un po' cambiato tutto, perché adesso poi ci sono anche questi teatri che si chiamano il teatro off, no? Dove uno va e... cioè, è un po' cambiato anche il mondo del cabaret, il mondo di far spettacolo, da allora a oggi, dal 91 a oggi. Sì, anche perché appunto ci sono meno possibilità di farlo veramente nei locali di cabaret. Adesso si fa il laboratorio, laboratorio per la televisione, quindi uno prepara i pezzi adatti per la TV, 4 minuti massimo, e quindi vai direttamente in televisione. Allora, fra un attimo parliamo insomma dal 91 in poi come è cambiata la tua vita, però voglio chiederti una cosa, cioè, ma la differenza che c'è tra i tempi televisivi, faccio un esempio, e quelli insomma davanti a un pubblico in una piazza, cioè qual è la differenza? La differenza è che in televisione, soprattutto adesso, deve avere un tormentone forte che funziona per arrivare subito a bucare lo schermo, come si dice, e battute, raccontare poco, mentre dal vivo si può raccontare molto di più, il pubblico ti ascolta e ti segue. Quindi un po' più long, diciamo. Un po' più long, non hanno il telecomando, un po' più short. Allora, dal 91 è cambiata la tua vita, hai iniziato a fare questo mestiere con grande fortuna, perché comunque Max Pisu, ragazzi, cioè, voglio dire, un po' di tormentoni li ha tirati fuori. La televisione che ti cambia, poi quando sono arrivato a Zelig nel 98, poi da lì c'è stato il salto, ecco, il vero salto è stato lì. Prima era solo sacrificio. Ah beh, certo. Perché cioè non facevo questo lavoro sperando, magari lo speravo, però non ero sicuro di diventare poi famoso, capito? L'ho fatto per anni 2 lavori perché c'è la passione, se no non lo fai. Vabbè, assolutamente. Poi uno magari c'ha il colpo di fortuna, prende il treno al momento giusto. Ci sono tanti bravi che purtroppo non hanno avuto la fortuna di arrivare al momento giusto, come dici tu, e al posto giusto. Allora, dal 91 cambia la tua vita, raccontiamo un po' tutto quanto, tu sei sposato, so che c'hai figli, c'è anche l'amante, no? No, 2 figli. 2 figli? Sì, maschio e femmina, sì, sì. Quanti anni hanno i tuoi figli? Nati nel 98, quando io poi ho mollato il lavoro di giorno,
perché sennò mio figlio non Hai l'avrebbe più lavorato visto. nel 98 il lavoro di Giorgi? Sì, quando ho fatto Zelig. E lì è cambiata la vita, perché mi è nato il figlio, ho mollato il lavoro e questa è diventata la prima cosa. Insomma. E tua moglie, quindi tua moglie ha vissuto insomma il tuo trascorso, il tuo passaggio proprio Esatto. da un serate, lavoro alle serate, cioè dalle serate comunque alla TV e poi sì. E tua moglie che diceva stavo meglio prima, No. prima stavi più con la prima famiglia? era peggio, no, era peggio prima perché lavorando di giorno poi di sera tornavo a casa alle 4 di notte, poi la mattina alle 8 andavo al lavoro, quindi adesso non di giorno, porto i bambini a scuola, faccio queste cose. Insomma, hai un po' più tempo quindi. Esatto. Quindi da una parte insomma Ho un po' più più tempo felice. adesso, Però sai, quando poi si diventa un po' più famosi, quando la gente ti riconosce per strada, che ti scoccia anche un pochettino, un po' te la cambia la vita. Cioè immagino insomma quanti i tuoi figli hanno 11 anni, 8 anni, quindi sì. Cioè loro sono sanno, nati così, insomma, sì. conoscono il papà come un cabarettista importante, simpatico. Che ti dicono i tuoi figli? Ma adesso cioè loro poi appunto essendo nati così sono anche abituati a questa cosa, quindi è per loro abbastanza normale, però insomma. Sì, ma quindi loro in qualche modo ti criticheranno anche, cioè immagino c'è qualche personaggio per esempio che a loro piace di più? Ah certo, quando mio figlio dice che ne so, i fichi d'India mi fanno molto ridere, dico ehi, la concorrenza per cortesia. No, i fichi poi sono bravissimi, quindi è normale che poi i bambini si affezionano ai comici che piacciono ai bambini, insomma. Però tu con i fichi, cioè a differenza dei fichi d'India non ti vesti da... loro fanno l'orco, cappuccetto rosso, tu non ti vesti da cappuccetto rosso? No, quello no. Cioè, tu sei sempre, quasi sempre in... È Tarcisio, insomma, non è che sia... Allora, la Sardegna, so che tu sei molto caro alla Sardegna, tu sei sardo. Sì, mio padre è nato a Laconi, ho vissuto a Laconi. Centro della Sardegna. Centro della quasi. Sardegna. Quindi insomma la Sardegna credo che tu ce l'abbia nel cuore in qualche modo. Sì, no? sì, assolutamente. La Poi prima serata da famoso che hai fatto in Sardegna, dove è stata e qual è stata poi, com'è stata questa esperienza? Allora, da famoso in Sardegna è stato dopo il primo Zelig al Poco Loco, praticamente. Che quando ci siamo incontrati noi? No, lì era già dopo. nel 99. Dopo il primo anno di Zelig il Poco Loco ha avuto l'occhio di far cabaret e di far passare tutti i comici che facevano Zelig. Quindi Forrest, Alle Franze, io, i Fichi d'India. Lì organizzavano i Tre Sardi lì, esatto, Umberto Graziano e company. Esatto. E siamo passati tutti dal 98. Quindi dopo il primo Zelig ho fatto in Sardegna, è stato Alghero. E i tuoi parenti sono venuti a vederti? No, perché uno era a Frutti d'Oro, Ecco. che è giù, l'altro a Masullas, quindi no. Ecco, da allora oggi insomma sono cambiate tante cose. Oggi intanto ti diamo il benvenuto insomma perché sei a Sassari in questa festa importante che è Nostra Signora del Latte Dolce, insomma credo che tu sia contento di approdare qui in questa occasione. Sì, soprattutto anche perché so che comunque è legata a questa persona che è mancata, che è Filippo Fenu, che era mancato 6 anni fa, quindi sono contento insomma, di far ricordare questa persona che è scomparsa in circostanze... Tra l'altro purtroppo adesso che ne stiamo parlando proprio in occasione della festa proprio di Latte Dolce, proprio 6 anni fa lui cadde purtroppo mentre metteva sulle bandierine. Esatto. È salto chiaramente tutta la festa, oggi lo si ricorda con queste manifestazioni. Ma ritorniamo a parlare di Max Pisu, cosa farai stasera? Raccontaci. Ma stasera dopo i Beatles farò comunque Tarcisio, che è il personaggio che mi ha dato la fortuna di farmi conoscere al pubblico, quindi sarà Tarcisio. Allora, intanto so che tu guardi sempre Teleregione, vero? Certo, io sono sintonizzato solo su Teleregione. Solo su Teleregione, quando arrivi Teleregione, Esatto. Mi dicevi poc'anzi, no? Sì. Questo va in un altro programma, però tu mi dicevi che tu lo guardi sempre Teleregione, sempre. Ma talmente sempre che hai visto anche quella puntata, ecco perché si parlava dei Fichi d'India, proprio con i Fichi d'India in Zapping, che è quel programma fatto con gli errori dei comici. E allora volevi fare un saluto a Teleregione, ma soprattutto a Zapping, magari con Tarcisio. Okay. Un saluto a Zapping, a Teleregione, minchia che saluto. Fatta questa, ha fatto tutto. Senti, ma sì? Fammi capire, quest'anno le vacanze te le sei fatte ad Alghero? Certo. Hai portato la famiglia? Sì. Ma hai anche lavorato oppure hai fatto solo le vacanze? No, ho anche lavorato. Come ti è sembrata Alghero? Ti è sembrata cambiata in tutti questi anni? Hai visto quante cose? No, poi ci vengo spesso, tutti gli anni sono qua, quindi non hai, ho visto i cambiamenti. Quindi non hai... No, sto bene, Alghero sto benissimo. Alghero è sempre... però c'è una città che ti sta proprio nel cuore in Sardegna, a parte immagino Laconi, va bene. Laconi è bellissimo, Alghero ce l'ho nel cuore e
Poi diciamo che la prima volta che sono andato al mare in Sardegna è stato a Tarros, quindi San Giovanni di Sinisco è una zona che mi piace molto. Cabras. Loristanese, bellissimo. Bellissimo. Allora, siamo arrivati al termine di questa intervista. Durante abbiamo visto anche alcune parti, alcune pillole del tuo spettacolo. Pillole, mi raccomando. Però ti faccio proprio l'ultima domanda. Lavori prossimi, futuri, cosa farai nel prossimo futuro? C'è uno spettacolo nuovo teatrale dove non farò Tarcisi, è un'altra cosa, si chiama Amnesie, sempre uno spettacolo comico che spero che approdi anche in Sardegna. Ma lo speriamo, dobbiamo fare subito. E poi ci rivediamo. Assolutamente, noi veniamo. Ok, io vi aspetto. Guarda che noi veniamo, Io vi aspetto, Guarda che noi veniamo, Io vi aspetto, Ho capito, guarda che noi veniamo. Vabbè, allora io vi aspetto. Allora aspettaci, ciao Max. Die Pro Die. In collaborazione con Giuseppe Pala, consegna a domicilio, distributore gas in bombole, pellet e carbone. In via Vespucci, Latte Dolce, Sassari. Dal 1948. Buttangas.